l'abbiamo detto da subito, occorrono misure straordinarie e tempestive. Vi ricordate, già a febbraio io ho parlato di un Energy Recovery Fund, avevo detto che non ci si poteva contare di una risposta assolutamente, di un palliativo. In Europa non c'è stata mai una risposta, invece bisognava premere e bisogna premere, speriamo che adesso, anche se tardivamente, si arrivi a un piano di acquisto comune del gas e dell'energia, un piano di stoccaggi comune e un tetto calmieratore. Sul fronte interno occorre innanzitutto recuperare quei 9 miliardi, una norma scritta evidentemente non bene dal governo, bisogna riscriverla e ottenere il recupero di 9 miliardi, perché il rischio è che anche le misure già stanziate, quei palliativi, quelle misure insufficienti, ovviamente non possano aiutare le famiglie e le imprese, perché quei 9 miliardi vanno recuperati. Poi abbiamo detto che la tassazione sugli extraprofitti può essere anche estesa ad altri settori di attività, imprese nel campo farmaceutico, nel campo assicurativo, tutte quelle dove ci sono state ovviamente dove si sono accumulati ingenti profitti in forma speculativa durante la pandemia. Ecco, questo è il primo passaggio. Poi, lo abbiamo detto sin da tempo, noi siamo anche favorevoli a valutare un ragionevole scostamento di bilancio, andava fatto prima, lo si poteva fare, lo abbiamo dimostrato durante il momento più duro della pandemia, 5 variazioni di bilancio, abbiamo lasciato lo spread sotto i 100. Quando c'è un indirizzo di politica economica sociale chiaro, determinato, i mercati finanziari lo capiscono.